Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisili, ben ritrovati qui dalla Fincantieri. Sta per prendere il via la sfida tra CUS Palermo e Primavera Marsala, valida per il campionato regionale allievi Under 16. La battuta verso la porta con la respinta da parte di Logalbo. È primo pericolo dunque per la porta del CUS, consentendo il lavoro perfetto. Ce ne scusiamo ovviamente con chi sta seguendo la partita in diretta, mentre qui intanto brutta palla persa e conclusione che si spegne in fondo al sacco. Passa la Primavera Marsala, che dunque sblocca la partita con l'1-0 firmato dal numero 17 Parrinello. Battuta in avanti, Tarantino a vuoto. Allora attenzione a Palmeri che si gira. Palmeri cerca lo spazio per calciare col destro. Ottima idea, eseguita anche abbastanza bene, ma la palla esce di poco. Al duello con Di Girolamo, sempre Tarantino. Da Alessandro, finta il cross, lo fa partire adesso, c'è la deviazione, palla messa fuori dalla difesa, poi Calisti al tiro. E la parata di Villa, primo vero tentativo della partita per il CUS. Zora cerca e trova Schiavo, ottimo controllo di Schiavo che prova a girarsi in mezzo a due, ancora Schiavo, lotta, sempre Schiavo in aria, la palla arriva dalle parti di Ruffino che calcia! C'è la parata in due tempi di Villa, è passato in mezzo a una selva di gambe questo tiro di Ruffino. Zora prova a stringere verso il centro Zora, tocco per Viviano che prova ad andare in uno contro uno, Viviano ingresso in area, Viviano c'è la deviazione, Ruffino la gira, Schiavo! L'intervento di Villa! A negare l'1-1 ad un passo dal pari ancora il CUS. Lancia in avanti verso Viviano che evita un avversario. Ruffino fronte alla porta, cerca la palla dentro, non la trova. Poi Schiavo in anticipo, ancora Schiavo che si gira. Schiavo col destro sopra la traversa. Tutti oltre la linea del pallone, c'è il fischio, Pirrera dentro, la palla rimane in area, non ci arriva Viviano. Poi il colpo di testa di Danna che alza un campanile, pallone che rimane lì, colpo di testa di Ruffino, il salvataggio sulla linea, poi la palla che rimane lì allontanata dalla difesa del Marsala. Poi ancora Pirrera dopo il recupero di Viviano, scambio, ancora Pirrera, il triangolo che si chiude, Pirrera in aria, il palo! E la palla che si perde fuori, che chance per il CUS, palo di Pirrera. Tarantino che può alimentare l'azione, Schiavo prende campo e prende velocità, ancora Schiavo che converge, chiuso da tre maglie avversarie, subentra Tarantino. Tarantino, la scucchiaia verso l'area di rigore, pallone prolungato e poi il salvataggio di Villa su Lentini, occasionissima ancora. Zora prova a girarla, qui però il pallone è ancora della Primavera che cerca l'uscita in ripartenza con Denaro, il servizio per Bonfratello, l'uscita solo accennata di Logalbo e Bonfratello chiude la partita, è il 2-0 proprio allo scadere del quinto minuto di recupero e dunque la Primavera che di fatto vince questa partita. Il direttore di gara che fa riprendere il gioco semplicemente per emettere il segnale di chiusura, vince la Primavera Marsala che espugna il campo della Fincantieri 2-0 contro un CUS Palermo grintoso, ma non è bastato.